Benvenuti a Dietro le Quinte, in questa puntata Casanova, opera pop di Red Canzian. Casanova, la nuova opera di teatro musicale tratta dal best seller di Matteo Strucul, intitolato Giacomo Casanova, la sonata dei cuori infranti. Come si fa a scrivere musica rinnovando un successo di pubblico? Qual è il segreto? Ma farla col cuore, credendoci, con passione, entusiasmandosi. Io mi divertivo come un pazzo mentre scrivevo le musiche, poi imitavo tutte le voci dei personaggi come me li immaginavo, non avevo ancora il cast e quindi tutti i provini li ho fatti cantandoli io e recitandoli io, oppure le parti femminili, Chiara, mia figlia, ed è entusiasmante vedere come arriva la gente. Cioè questi sold out che il pubblico italiano mi sta regalando tutte le sere sono una benedizione, perché mi fa capire che in questo momento c'era bisogno di uscire con qualcosa che per 3 ore ti fa staccare la spina, ti fa innamorare, ti fa sognare. C'è bisogno di meravigliarsi ancora. Perché è attuale oggi questa storia secondo te? Allora, io l'ho poi attualizzata, all'inizio del secondo tempo c'è il medico della peste, il monato, quello col becco bianco lungo, che dice abbiamo avuto tante pandemie, ma poi grazie ai lazzaretti, alle quarantene, ma soprattutto alla voglia di vivere, ne siamo sempre usciti e ne usciremo ancora. Era un messaggio che volevo dare alla gente, perché dopo 2 anni di disastri che abbiamo vissuto, e poi è attuale perché innanzitutto il mio Casanova si innamora, e quindi non è soltanto, ma anche quando è ancora il libertino impenitente che tutti conosciamo all'inizio della storia, prima di incontrare Francesca che lo farà capitolare, è comunque un uomo che rispetta le donne. Infatti tutte lo amano, le sue ex fidanzate che incontra nei primi numeri dello spettacolo, perché lui comunque è stato un uomo che ha sempre rispettato le donne. Magari le amava per un giorno, ma le amava. Diamo un consiglio ai giovani che vogliono fare musica oggi. Che cosa bisogna fare? Bisogna crederci, essere pronti ad affrontare tanti sacrifici. Io credo che in tutti i lavori bisogna fare in modo che quello che tu vai a fare non ti sembri un lavoro, ma una cosa bellissima. E allora lo farai con entusiasmo, non sentirai la stanchezza, ci metterai tutto quello che hai dentro e probabilmente farai successo. Facciamo subito una chiacchierata con la contessa. Innanzitutto, perché ti è piaciuto subito interpretare questo ruolo? Beh, perché mi dava modo di sperimentare delle corde interiori, un'emotività che è un po' lontana da me, e quindi avrei dovuto lavorarci veramente tanto, e l'idea di mettermi in gioco è un po' una sfida ogni volta diversa, interpretare un personaggio che, anzi, più lontano possibile da te, più è interessante magari. Casanova è un classico, il musical aggiunge un quid in più secondo te? Dà la possibilità alla gente di avere una visione, come si dice, veramente un'immersione, di immergersi in quella che è una storia che è diverso da un libro, da un film. Le persone si sentono proprio all'interno della storia. Passiamo a fare una chiacchierata con la protagonista, spiegaci un po' le caratteristiche di questo personaggio. Troviamo inizialmente Francesca come una ragazza pressata dalle convenzioni sociali, dalla sua famiglia, da suo padre, che la costringe a sposare un uomo arrogante, violento, che è Alvise, e poi diciamo che la sua vita cambierà quando incontra Giacomo Casanova, e sarà la prima donna e probabilmente l'ultima che lo farà innamorare veramente. Parliamo un po' del tuo rapporto con Casanova. Quando l'hai letto per la prima volta e perché hai accettato questo ruolo? È ricco di sfumature, perché c'è la follia, c'è la ribellione, c'è la dolcezza, l'ingenuità, e quindi ogni giorno cerco di dare un qualcosa in più, ecco. Parliamo della scena più bella che tu preferisci delle tue scene. Che consigli al pubblico? Il momento in cui canto il tema di Francesca, perché è il momento in cui si vede proprio il suo carattere, la sua confusione e la voglia di uscire da questo mondo, da questa gabbia che
che è fondamentalmente la società in cui vive. 21 performer selezionati fra attori, cantanti e ballerini acrobati attraverso una serie di audizioni che hanno visto oltre 1700 adesioni. Team artistico d'eccellenza composto dal regista Emanuele Gamba, dalla resident director Chiara Canzian, dal filmer che si è occupato degli arrangiamenti e da Miki Porru, autore dei testi. Svelateci un po' le caratteristiche del vostro ruolo. Il politico della situazione, colui che vuole conquistare il potere del Doge, e in questo Casanova lo ostacola involontariamente in qualche modo, quindi il mio obiettivo è eliminare Casanova. Zago, il braccio destro del cattivo, cattivissimo della situazione, colui che esegue i pensieri dell'inquisitore, quindi che prende le pistole, i pugnali e va alla caccia di Casanova perché lo vuole semplicemente uccidere. Opera pop, che cosa aggiunge di più la tecnica del musical a questa storia, secondo voi? Raccontare attraverso un musical Casanova. Un po' diverso dal musical, ha delle caratteristiche un po' nuove anche in questo senso, cioè il reparto danza è un po' separato da noi, perché ha proprio una costruzione coreografica particolare. I danzatori rappresentano il corpo dell'azione, quindi attraverso il loro corpo le nostre azioni, che possono essere rappresentate da movimenti, gestualità, sguardi, ma anche vero e proprio teatro fisico, viene raccontata tutto quello che gli attori e i cantanti lo fanno attraverso il pensiero e le emozioni. Parliamo delle 3 qualità fondamentali per fare musical oggi o in genere spettacolo. Quali sono secondo voi? I giovani devono studiare tantissimo dalla mattina alla sera ininterrottamente per diversi anni, poi forse cominciare a lavorare. Dopo che lavorano, dopo 10 anni che lavorano, cominciano un attimino a dire faccio un musical. Bisogna stare attenti anche alla musicalità, quindi a saper leggere la musica, suonare eventualmente uno strumento e avere a disposizione tutto il corpo per poter lavorare. Quindi veramente non si smette mai, non si finisce mai. In che cosa questa opera pop differisce dal musical tradizionale? È anche un excursus storico di un periodo storico molto bello in cui la Serenissima di Venezia arrivava al termine della sua epopea e cominciavano a sorgere dei personaggi come l'Homo Novus Casanova, che era anche, oltre ad essere un seduttore, era appunto un cavalista, un bravissimo cavaliere, uno spadaccino eccezionale, lo vedremo nel musical, e poi una persona portatrice di idee innovative che già guardavano verso l'Ottocento, verso la modernità. E quindi è anche un racconto di storia, oltre che una bellissima cantata con le musiche meravigliose che ci ha regalato Red. Abbiamo dei costumi fantastici che tutti i giorni veramente ci tuffano in quell'epoca. Una grande cura nelle proiezioni, per esempio queste proiezioni immersive che sono straordinarie, che ti buttano proprio dentro Venezia. Che cosa c'è di te in questo ruolo? Tantissimo. Tantissimo, è un personaggio realmente esistito, dicevo prima che facciamo della storia, si chiama Marino Balbi ed era un frate somasco. I somaschi sono quelli che hanno inventato gli orfanotrofi, okay. Solo che ecco, all'epoca, intorno a 15 anni, le fanciulle erano in età da marito e pare che questo frate insomma non si limitasse a crescerle, ma giunta in età da marito facesse un po' insomma il test delle fanciulle. Ed è un personaggio reale che è stato messo in carcere dei piombi perché in quanto frate non aveva il diritto di fare questo e si trova per ventura ad essere in prigione con Casanova. È anche un amante del buon cibo, del buon vino, quindi è un po', se vogliamo fare un raffronto con l'operetta, un po' il basso comico dello spettacolo, cioè quel personaggio che ha sempre la battuta pronta, è il personaggio dialettale, il personaggio simpatico. Una pièce che racconta le avventure di Giacomo Casanova, riletta in una veste nuova, una splendida Venezia che fa da sfondo ad una narrazione snella e avvincente, una interessante rilettura storica e un nuovo ritratto del protagonista. Casanova è stato un poeta, un alchimista, un diplomatico e un protettore della Repubblica di Venezia ai tempi della Serenissima, una figura chiave del Settecento. Parliamo del rivale di Casanova, com'è questo alter ego rivale?
Alvise è l'esatto contrario di Casanova, è pusillanime innanzitutto, ha molta paura, non vorrebbe sfidare Casanova a duello, ma Casanova gli porta via la fidanzata e quindi si trova costretto. È un personaggio interessante da interpretare perché trovare un colore da dargli è stata una bella sfida, trovare anche per certi aspetti una chiave comica per un personaggio che è fondamentalmente negativo, al quale però alla fine solitamente il pubblico un po' si affeziona perché ti fa pena, ti fa tenerezza. C'è una scena che magari ti ha preoccupato quando la prima volta che hai letto il copione oppure no? Allora, preoccupato no, ma la scena sicuramente più difficile dal punto di vista tecnico è il duello. Per fortuna abbiamo avuto Stefano Pantano ad allenarci, poter avere un pluricampione come maestro non è una cosa che capita tutti i giorni. Secondo te questa storia, oggi attuale, perché piace al pubblico ancora dopo tanto tempo? Secondo me è attuale perché ha al suo interno forse quasi tutti gli archetipi della condizione umana, dall'homo novus che ha un'evoluzione e che ha... Casanova inizia lo spettacolo in un modo e si innamora, quindi riesce a trovare in qualche modo la sua catarsi, il suo opposto. Allo stesso modo tutti gli altri personaggi o accettano il cambiare dei tempi, l'evolversi della società, del mondo, della vita e riescono a guardare avanti, oppure fanno una brutta fine. E spiegaci un po' quali sono le caratteristiche del tuo ruolo. Allora, il mio ruolo si chiama Gretchen ed è l'ancella della perfida contessa von Steinberg. È una donna molto forte, molto indipendente. Nonostante questo, il ritorno a Venezia di Casanova ovviamente le provoca un forte squilibrio emotivo. Lei è preoccupatissima di cadere di nuovo nel suo inganno d'amore e quindi tende a rifiutarlo, tende ad allontanarlo. Nonostante questo, ovviamente, l'amore è sempre fortissimo nei suoi confronti, quindi è molto in difficoltà. Ti assomiglia oppure no? E come hai lavorato per interpretarlo con il regista? Mi ritrovo in tante cose, mi ritrovo nella sua forza, sicuramente, nella sua forza di volontà. E la grande sfida, la grande difficoltà è di non rendere banale il suo essere drammatica e di ricercare una drammaticità che, come dire, possa essere vera, verosimile. Grazie mille di essere stata con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Pubblico di Dietro le Quinte, grazie mille, vi aspettiamo a teatro con Casanova Opera Pop. Ciao! Un grandissimo abbraccio e mi raccomando vi aspettiamo a teatro. Ciao! Al pubblico di Dietro le Quinte un grandissimo abbraccio, ma anche un po' un graffio da parte della contessa von Steinberg. Ciao Dietro le Quinte, spero che chiunque di voi riesca a vedere Casanova prima o poi e riesca a gioire di quest'opera in cui Red Canzian ha messo tutto il suo cuore e tutta la sua sapienza di anni e anni e anni di lavoro col pubblico. Ciao, a prestissimo. Ciao Dietro le Quinte, vi ricordo solo che appunto avvicinandomi a quello che il mio collega Gippetto ha detto, lo spettacolo non si fa solo on stage ma dietro le quinte, quindi ricordiamoci che è una condivisione, una collaborazione da entrambe le parti. Pubblico di Dietro le Quinte, io vi invito dovunque voi siate a venire a vedere questo spettacolo perché non ne rimarrete assolutamente delusi, guardate che tutto il cast vi aspetta e soprattutto Marino Balbi aspetta delle belle anime che lo vengano a trovare in teatro. Va bene, saluti a Dietro le Quinte. Al pubblico di Dietro le Quinte un saluto e una sfida di baci e di spada. Al pubblico di Dietro le Quinte voglio augurare anni, non giorni, anni di gioia a teatro, perché il teatro è fatto di bellezza e qualcuno molto più intelligente di me ha detto che sarà il bello a salvare il mondo. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.